Ragazzi e ragazze, eccoci di nuovo in strada. Benvenuti in questo nuovo video. Solito trasferimento per raggiungere il Trentino. Per arrivare al primo passo della giornata mi devo sciroppare almeno 3 ore di noiosissima autostrada. In the silence of my room, I'll sleep all night and get up at noon. There's nothing to distract me in my dream. Finito il trasferimento, per voi pochi istanti, finalmente iniziamo il giro su strade che iniziano ad offrire un bel paesaggio. I still walk the streets with my head high. And though I wonder where I'd be if no one had helped or remembered me. Attraversiamo la zona dove sono presenti molti frutteti di mele. Il Trentino, come è risaputo, è molto ricco di questo tipo di coltivazione. Siamo in zona Telve, dove da qui è possibile raggiungere il passo Manghen, che collega la Val Sugana alla Val di Fiemme attraverso il Monte Lagorai. E sarà anche il primo passo della giornata che andrò ad affrontare. I feel so high. I feel so high. I should try. Iniziamo a salire. Ora la strada inizia a prendere la caratteristica di un passo. La carreggiata diventa più stretta e le curve aumentano. I feel so high. There's a comfort to be found when you find out there's no one else around. Set your mind off track and lead you on. And though I wonder what I'd do if you hadn't told me to see it through, I know I could make it without. La prima parte del passo Manghen è molto verde per la presenza di tantissime conifere. Siamo ancora a bassa quota e dobbiamo arrivare a 2000 metri di altitudine, quindi credo che man mano che ci alzeremo di quota il paesaggio diventerà più aperto. I feel so Ora, il passo inizia a diventare un po' più impegnativo e la carreggiata si restringe ulteriormente. set your mind off track and lead you on. And though I wonder what I'd do if you hadn't told me to see it through, I know I could make it without you. I know I should try to find out there's a comfort to be found when you find out there's no one else around. Set your mind off track and lead you on. And though I wonder what I'd do if you hadn't told me to see. Quando farete il passo Manghen bisogna prestare molta attenzione ai ciclisti, alle moto, alle macchine e soprattutto alle mucche. I should try to find out I feel so high. Coming up again to get a breath of air in the water.
Mentre sono incantato dal paesaggio, mi ritorna in mente il Passo Stalle in Austria, fatto l'anno scorso. Gli assomiglia molto, hanno la stessa vegetazione, lo stesso paesaggio e la stessa carreggiata stretta. Coming up again to get a breath of air. In the water everything is fine. Now we'll stay in here until the day is through. For a while I like to feel the buzzing in my head. I know why I should try to find out why I feel so high. I should try to find out why I feel so high. Il Passo Mangen è un valico alpino del Trentino orientale nella catena del Lago Rai. Costituisce l'unica via di comunicazione tra la Val di Fiemme e la Valsugana. Il passo è uno dei più celebri passi percorsi nel Giro d'Italia, particolarmente duro per la sua lunghezza e pendenza. Infatti ha una lunghezza di 23 km, un dislivello di 1656 metri e una pendenza media del 7,2%. Iniziamo a scendere dal passo. Ci aspettano ancora diversi tornanti da fare prima di arrivare a valle. Rifugio Passo Mangen, anche conosciuto come Baita Passo Mangen, si trova proprio sul valico a 2047 metri di altitudine, al confine tra la Val di Fiemme e la Valsugana. Il locale si affaccia direttamente sul piccolo e suggestivo laghetto di Cadinello. Possiamo vedere sulle montagne ancora i segni lasciati dalla tempesta Vaia. La tempesta Vaia, che ha colpito soprattutto questa zona nell'ottobre del 2018, ha abbattuto circa 14 milioni di alberi. La tempesta Vaia è stata provocata da una profonda depressione atmosferica di origine atlantica che ha generato piogge torrenziali e venti di scirocco con raffiche fino a 200 km/h.
Mi fermo in questo posto tranquillo e faccio una piccola sosta con 2 panini prima di riprendere il viaggio. A few moments later. Our hearts beat to the city street. Dopo una breve pausa, ci rimettiamo in sella per scendere dal passo Mangen e dirigerci verso il passo Valles. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do. Attraversiamo la località Bellamonte, inserita nel Parco delle Dolomiti e Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Bellamonte è una frazione di Predazzo, adagiata a circa 1373 metri lungo la valle del Travignolo. Sul versante laterale della Val di Fiemme è circondata dalla catena del Lagorai ed è rivolta verso le Pale di San Martino. Two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Saliamo verso il passo Valles. Non è sicuramente un classico passo alpino, infatti la strada è scorrevole. Non troviamo curve strette o tornanti impegnativi come quelli che abbiamo trovato sul passo Mangen. Stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on. Il passo Valles è un valico dolomitico a 2032 metri sul livello del mare, situato al confine tra Veneto e Trentino. Collega Falcade alla Val di Fiemme e a Paneveggio. È una meta rinomata per il ciclismo, lo sci e l'escursionismo, dominata dalla vista spettacolare delle Pale di San Martino. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna
Lasciato il passo Valles alle nostre spalle, ora andiamo a fare l'ultimo passo della giornata, il passo Fedaia. Anche il passo Fedaia si presenta con strade molto scorrevoli senza tornanti impegnativi. Ai piedi della Marmolada, il passo Fedaia segna il confine tra Trentino e Veneto. La località, che prende il nome dal ladino feida, pecora, perché anticamente era zona di pascolo, mette in comunicazione la Val di Fassa alla Gordino. Il passo Fedaia è una salita iconica e molto impegnativa del Giro d'Italia. Il versante che sale da Malga a Ciapela è particolarmente temuto per via di un rettilineo di quasi 3 km con pendenze che raggiungono punte del 18%. A poca distanza troviamo anche il lago di Fedaia, un bacino artificiale lungo circa 2 km diviso da un'imponente diga percorribile in auto e a piedi, le cui acque vengono sfruttate per la produzione di energia idroelettrica fin dal 1950. Hear me out. It's all the things you never show. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Feel like you were gone. It's all the things. La giornata sta giungendo al termine. Anche oggi i passi dolomitici mi hanno regalato dei paesaggi incredibili. Oggi ho viaggiato con temperature che hanno variato dagli 8 gradi del passo Manghen ai 30 della pianura ed ho percorso in totale 590 km. Ci vediamo presto per altri video e ricordati di iscriverti al canale.